Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la Procura di Messina indaga sulla morte di un bimbo di 3 anni deceduto dopo un lungo ricovero in cardiochirurgia a Taormina. Iscritti nel registro degli indagati oltre 15 sanitari, decisiva sarà l'autopsia per chiarire cause del decesso ed eventuali responsabilità. Arrestato un 39enne a Gela che avrebbe tentato di accoltellare la moglie durante una lite, simulando poi un incidente domestico, determinanti le tracce di sangue e i segni di colluttazione trovati in casa. La donna, che ha denunciato violenze dal 2023, è stata trasferita con i figli in una struttura protetta. Assolti in appello bis 2 manager Eni e la società bioraffineria nel processo per la morte dell'operaio Francesco Romano, avvenuta 14 anni fa al Pontile di Gela. Il trentenne perse la vita dopo essere stato schiacciato da un tubo del peso di circa 8 tonnellate nell'area industriale. Rideterminate invece le pene per altri 7 imputati. Sequestrati a Paternò nel Catanese 8.000 litri di gasolio contaminato da acqua nelle cisterne di un distributore dopo le segnalazioni di automobilisti per gravi guasti ai veicoli. Le analisi dell'Agenzia delle Dogane hanno confermato l'alterazione del carburante, giudicato non idoneo alla vendita, sigilla l'impianto e denuncia dei gestori. E in chiusura tentato furto in via P3 a Palermo, un 41enne è stato arrestato dopo una fuga sui ponteggi fino al tetto di una palazzina. Con un complice ha lanciato oggetti contro i carabinieri, poi è stato bloccato con spray urticante e taser. Il secondo uomo è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, buona giornata.